Buonasera a tutti ragazzi. Come saprete, in questi ultimi giorni si parla tanto di un impatto di un asteroide verso la Terra nel mese di settembre. In effetti non si tratta di una bufala, quindi è vero, però giustamente non è un asteroide che potrebbe distruggere il pianeta. È un asteroide più o meno grande, una trentina di metri, quindi non è molto grande in effetti, però giustamente potrebbe fare il suo danno in una bella nazione, questo è poco ma sicuro. Quindi in effetti gli scienziati, ciao Danny, sono divisi. C'è chi crede che non impatterà, mentre quelli della NASA sono, convinti che è alta la possibilità che possa impattare, ciao Adriana, il 9 di settembre 2019. Quindi gli scienziati sono un po' divisi. C'è una parte che dicono di sì e una parte che dicono di no. Quelli della NASA, il 9 di settembre 2019, l'asteroide è 30 metri, quindi non è che distruggerebbe la Terra in effetti, però una città tranquillamente sì, penso. Quindi non è che sia Giuseppe. Quindi non si tratta di una bufala, quindi è vero. Difatti lo hanno detto anche loro che non è una bufala. L'asteroide si chiama 2006 QV89. Se qualcuno lo vuole cercare, lo può anche trovare su internet, diciamo. Giustamente è pericoloso, non per, per il pianeta Terra, ma per se colpisce, che ne so, Salerno. No, non si sa ancora nulla, non sanno dove cadrà. Se cadrà, se cadrà in mare potrà provocare un piccolo tsunami, credo. Quindi diciamo che in effetti la bufala non è vero. Quindi quelli della NASA sono convinti che è alta la probabilità, mentre gli altri dicono di no. Quindi sono un po' divisi, anche se ripeto, il 9 di settembre 2019 l'asteroide è grande 30 metri, quindi non farà chissà che danni, però giustamente se cade su Salerno, Milano, Napoli, dico un esempio, New York, tranquillamente farà danni. E ha detto che farà danni a edifici, una mezza città la può abbattere più o meno, quindi non farà chissà che danni, però ci sta, come quello che vi ricordate, quello in Russia quando passò e si frantumarono i vetri delle finestre, è un pochino più grave di quello, diciamo. Il solo passaggio, ciao Alessandro, il solo passaggio dell'asteroide manderà in frantumi i vetri delle case, quindi pensate un po'. Quindi solo il passaggio, talmente che vibra che i vetri delle case si possono, frantumare facilmente. Non si sa, ragazzi, non viene specificato dove colpirà perché devono studiare traiettorie, queste cose qui, quindi non lo sanno neanche loro. Quindi stanno studiando questa cosa. Se io poi più avanti saprò qualche cosa, io aggiorno come sempre faccio. Quindi non è una bufala che sta camminando. No, ma loro non si sbilanciano, in effetti loro hanno detto che c'è una possibilità, però giustamente non si sbilanciano più di tanto, quindi però non è una bufala, partiamo da questo. Ci sta questo rischio, però è garantito che non è una bufala oppure una cosa inventata, esiste realmente. Non è grande chissà che 30 metri, quindi diciamo che secondo me si potrebbe bravo anche lanciare un missile e distruggerlo, quindi penso che non sia un problema per quanto capiterà, quindi credo che se vedranno che può colpire la Terra, quindi penso che un missile, qualche cosa così lo può disintegrare perché è piccolo. Sì, sì, non è una cosa gigantesca che un missile non gli fa, quindi un missile tranquillamente
lo potrebbe frammentare, diciamo, in mille pezzi. Poi si deve vedere, poi loro calcolano giustamente perché in effetti si può anche fare in due pezzi questo asteroide e diciamo, può colpire la Terra in due parti distinte, quindi loro devono anche sapere quanta potenza sprigionare e giustamente per mandarlo tipo in frantumi proprio, perché è capace che lo colpisci, fai due pezzi di 15 metri l'uno o l'altro e colpiscono la terra. Quindi in effetti si deve studiare ragazzi su queste cose perché devono mandare quella tanta potenza di tritolo, penso che caricheranno così per farlo andare in frantumi. Oppure, bravo, possono deviare l'asteroide con qualche tipo, qualche cosa che lo appoggia e un pannello solare, diciamo tipo vento solare, queste cose così, e diciamo possono influire diciamo, sulla traiettoria. Però anche con un missile si potrebbe deviarlo, però ci sta il rischio che si potrebbe fare in due e quindi colpire in due parti della. Allora, per l'ora YouTube cercava qualcosa di originale, no? Allora io ho detto, siccome i titoli sono tutti uguali, la maggior parte, se io devo fare questo titolo, come lo faccio? In italiano ce ne stanno a centinaia e loro dicono che ci sia una ripetizione. Allora l'ho fatto in dialetto, nel mio dialetto, così non possono dire che io, diciamo, non sono originale nei miei, diciamo, titoli. Quindi facendolo così nel mio dialetto salernitano, io lo faccio in modo originale perché nessuno, diciamo, lo fa nel suo dialetto in effetti. Quindi perciò tutti i titoli li sto mettendo in dialetto per fare. No, no, ma figurati, è per la cosa di fare una novità, diciamo. Perché se no dovrei scrivere asteroidi e rotte di collisione con la Terra. Sai quanti titoli ci sono così uguali? Ma milioni sicuramente, ragazzi. Allora voglio fare, innanzitutto non faccio più video che ricarico dal computer e poi faccio solo, se ci fate caso, faccio solo dirette, così ho anche la possibilità di parlare con voi e quindi diciamo no, no, la TV non ho sentito niente, neanche il telegiornale, ragazzi, no, no. Perlomeno io che comunque seguo la TV, i telegiornali, no, no, questa notizia qua non ci sta. Questa è una notizia che io ho letto su un giornale, diciamo, online russo, quindi nemmeno in italiano l'avevo trovato. Quindi figuratevi. Quindi diciamo che la TV qua non ne parla nulla. Ma come sempre, non si sa, Mega DJ 2000 non si sa, loro non hanno detto in che parte, perché a parte ancora non si sa se colpirà la Terra. Ci sta una grande probabilità, però stanno studiando la traiettoria, quindi subito diciamo non possono fare un azzardo, diciamo colpisce qui. Comunque penso ragazzi che per luglio-agosto sapremo qualche cosa in più sicuramente dove potrebbe impattare, diciamo. Quindi è ancora un po' prestino perché giustamente devono fare i calcoli. Allora, la probabilità, diciamo, non nel modo loro è del 60%, in effetti, non è molto, però ci stanno alcuni scienziati che hanno detto dell'80%, quindi diciamo che sono un po' divisi. È un po' altino in tutti e due i lati, diciamo il 60%, quindi ci sta e non ci sta. Vabbè, un asteroide di 1 chilometro, ragazzi, ciao ciao quasi a tutti, quindi questo è 30 metri, quindi non è nulla di preoccupante. Può una città, un paese, può diciamo far saltare in aria, in senso che frantuma vetri, case, queste cose così. Quindi, però penso che lo possono deviare, lo possono colpire perché è piccolo, quindi non ci sarà pericolo secondo me da parte mia perché lo possono disintegrare tranquillamente. Il problema è quello di 1 chilometro. Quando è grande 1 chilometro, ragazzi, possono mandare tutti i missili del mondo con tutto il tritolo che volete a quel coso che viaggia a una velocità assurda.
non gli fai neanche il solletico, quindi quello lì non lo fermerai mai, quindi partiamo da questo, che devono inventarsi qualche altra cosa. Quindi in effetti questo qua da 30 metri è gestibile in effetti, quindi non ci sarà nulla di che, sicuramente se e poi ci sarà la possibilità che potrà impattare e lo distruggono facilmente. Non si sa dove ragazzi perché un chilometro sì è un'estinzione di massa, ma non si salva nessuno qua. Ma un asteroide di 1000 metri, no? Come lo fermi? Puoi mettere tutti i missili dei tritorno del mondo, che non le bombe, che cosa vuoi, che non lo fermi. Quindi quello là ci dobbiamo solo affidare a Dio e niente più. Questo di 30 metri, ragazzi, un missile ben caricato va in frantumi tranquillamente. 30 metri non sono nulla in effetti. Quindi ci sta il pericolo, però non è nulla di che in effetti. Però giustamente basterebbe un po' deviarlo, sì, è facile a 30 metri, quindi non sarebbe. Sì, sì, penso Francesco è facile deviare uno di 30 metri, il pericolo qui non esiste. Io ho fatto questo video perché voglio dire che non è una bufala quella che state vedendo su internet del fatto dell'asteroide del 9 settembre, ma è vero, non è una bufala che hanno inventato. C'è l'alta, diciamo, un'alta probabilità, gli scienziati sono divisi, però è vero, non è una bufala. Però state tranquilli perché è piccolino, quindi in qualche maniera lo fermeranno, lo distruggeranno oppure lo deviano, quindi non credo che ci sia un pericolo. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Se saprò qualcosa di più dove potrebbe colpire, forse prossimamente, dove si presuppone, io farò un altro video come ho fatto stasera e vi darò più informazioni. Se colpisce la Terra, e diciamo in effetti in tutti e due i casi uccidone sarebbe un disastro in effetti. Se colpisse l'oceano, allora l'onda d'urto scatenerebbe diciamo uno tsunami in tutto il mondo, quindi non è che sia migliore. Se cadrebbe nella terra, i detriti che arriverebbero in aria coprirebbero l'intero globo e visto come fa nei film che brucia tutto intorno, così è. Quindi secondo me nel punto dove può impattare 1 chilometro non te ne accorgi neanche che sei morto perché lì ti sciogli istantaneamente, quindi là non hai neanche il tempo di dire ah. Quindi supponiamo che quello di 1 chilometro, ragazzi, facciamo come si dice, una cosa rapida, quindi non si può avere paura perché non abbiamo il tempo. Però quindi meglio che non viene proprio che è meglio. No, io mi sono informato, Francesca, dicono sì, sì, ma non ci sta nulla di concreto su questo di 1 chilometro in effetti. Questo qua di 30 metri sì, quello di 1 chilometro sì, hanno detto, hanno fatto, ma non sta nulla di concreto, quindi stai tranquillo. Quindi questo di 30 metri è vero. Quello di 1 chilometro la gente dice tante cose, tutto, non li pensare. No, ma non parlano Alessandro, io ho fatto tanti video, tante cose, ma io ti posso garantire che ho fatto tanti video, che poi diciamo YouTube dice che io sono ripetitivo, che io dico così, così, ma la TV non ne parla, quello non ne parla. In effetti tante notizie le ho date per prima io e poi l'hanno dato loro, cioè io sapevo di un terremoto prima che la TV lo dicesse, penso un po'. Però loro solo se succedono morti mettono in TV, se non succede nulla non dicono niente. Basta per Grande Fratello, tutte queste scemerie così come le chiamo io, l'isola dei famosi, queste cose così. Allora lì tutti quanti, oppure come questa con l'ultima volta che ho fatto il video di Mark Caltagirone con quella Pamela Pravati.
Ragazzi, 10 giorni, 20 giorni, sempre tutti i canali. Trovavi Marcat Girone non esiste, è inventato da Pamela Prati, Pamela Prati. Poi le cose serie non le dicono. Quindi ragazzi, che possiamo dire più di questo? Oppure oggi stavo a casa da mia mamma, un attimo stavo guardando, fanno vedere che vanno a fare i massaggi, si devono togliere i tatuaggi. Cioè, ma parlate di cose serie. Che serve? Questa è TV spazzatura per parte mia. Cioè, io devo vedere un modello che va a farsi la lampada, va a farsi la sauna. Cioè, è ridicolo. Che mi importa a me di questo? E lo fanno tutti i giorni, non è che fanno informazioni, qualche cosa, no. Questa è informazione, ragazzi. Uno che tiene i soldi, un modello che si va a fare labbra. Dai, ragazzi, non esiste proprio. Comunque, ragazzi, buonasera a tutti. Vi auguro una buona serata. Brava, Maria, brava. Quindi ragazzi, in caso di più informazioni che cercherò sempre, come sempre, di trovare pure in arabo, la faccio la traduzione, non è un problema. Vediamo se riesco a trovare qualche notizia in più su questo asteroide, diciamo. Quindi ragazzi, buona serata e